si avvicini. In piedi a voce alta deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. La dica pure così, senza il microfono. In piedi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Di vivo Enzo. Sì. Dove è nato e quando è nato? Napoli 29.554. Non abbiamo sentito bene. Napoli 29.554. Molto bene. Dov'è residente? A Napoli, in via Giacinto Desivo 19. Desivo 19. Può ripetere la via? Via Giacinto Desivo numero 19. Desivo 19. Prego, pubblico ministero. Desivo. Buongiorno signor De Vivo, lei Buongiorno, papà sì. di Eleonora e di Concetta De Vivo, corretto? Sì. Lei che lavoro svolge? Sono gestore di una stazione di carburanti. Dove? A Napoli? A Napoli. A Napoli. Senta, lei può dire se sul suo conto corrente sono mai pervenuti bonifici da parte dell'onorevole Silvio Berlusconi? Sì, sono pervenuti. Sono pervenuti. Ci può dire quando e quanto? Cioè l'importo del bonifico? Poi le chiederò la causale. Mi sembra una settantina, c'è croce, adesso non ricordo bene. Sì, 42.000 e 30.000, sì. Quando? E le date? Sì, le date. Onestamente non me le ricordo. Sono nel luglio, è un dato documentale, penso che lo si possa dire, nel luglio e nell'ottobre del 2011. Sarà così. No, è così. Non mi ricordo, non le Anzi, ricordo. per la precisione, è il 1° luglio 2011, un bonifico di 42.000 euro. Sì. E poi di 32.000 euro, quindi in tutto sono 72.000 euro, Sì. il 7/10/2011. Si li ricorda questi bonifici? Sì, mi ricordo che sono arrivati questi soldi, le date precise non Cioè mi lei ha ricordo. fatto l'estratto conto e li ha visti oppure le sue figliuole glielo avevano anticipato? Loro mi avevano detto che arrivavano questi bonifici. Ecco, e lei sa per quale ragione nel luglio 2011 e nell'ottobre del 2011 l'onorevole Berlusconi bonifica 72.000 euro? Loro avevano chiesto un aiuto al Presidente per avviare un'attività. Così mi dissero, dice papà vi faccio arrivare a te per evitare pettegolezzi in banca. Punto. Un aiuto? Sì, avevano chiesto un aiuto al Presidente. Le sue figlie hanno un conto corrente? Sì, ce l'hanno. Allora, ci vuole spiegare perché l'onorevole... Per evitare... Aspetti, però, signor scusi, no, glielo dico con cortesia, mi faccia finire la domanda, se no sembra che lei voglia anticipare. Mi vuole spiegare per quale ragione cioè l'onorevole Berlusconi effettua i bonifici sul conto suo e invece su quello delle figliole? Loro volevano evitare che in banca si facevano pettegolezzi. Per questo fatto. In banca? In banca, sì, quando arrivavano questi soldi, almeno così mi hanno detto. Voglio vedere che arrivano a noi, li facciamo arrivare a te. Perché lei sa in che banche o in che banca le sue figlie hanno acceso i conto correnti? Mi sembra Banco di Napoli. Banco di Napoli. E lei invece il conto corrente su Cariparma. cui ha... Cariparma. Cariparma, agenzia di? Fuorigrotta, mi sembra numero 12. E quindi il bonifico al signor Enzo De Vivo fatto sulla Cariparma agenzia di Napoli avrebbe evitato i pettegolezzi nella sua ottica? No, domando, le pongo la domanda? Così abbiamo pensato, non lo so. No, dico lei, senta, e lei ha usato questi soldi, lei personalmente? No. Perché lei si ricorda che è stato sentito la dottoressa Boccassini? Sì, come? È stato sentito il 5/4 del 2012, quindi poco tempo fa. La dottoressa Boccassini, il procuratore aggiunto le ha domandato, le faccio presente che dalla documentazione bancaria che è stata trasmessa a questo ufficio risulta che dal 12/8/2011, è una contestazione rispetto alla risposta, signor Presidente, ovviamente, che dal 12/8/2011 al 28/9/2011 sono state disposte delle operazioni di prelevamento in contante per la somma di 10.862 €. Quindi rispetto al primo bonifico ricevuto, quello pari a 42.000 euro, che faccio riferimento a quello del 1° luglio 2011, aggiungo io, sono state prelevate delle somme in contanti. E il signor De Vivo, a fronte di questa contestazione documentale, risponde: effettivamente sono stati fatti da me dei prelievi.
Adesso ci dà il chiarimento. Forse se lo ricorda adesso Esatto, che glielo perfetto. legge? Che invece aveva prelevato 10.862 euro in contanti? Me lo ricordo, come? Allora risponda lei direttamente, visto che Mi se ne stava facendo la ricordato. domanda, che devo dire? Che vi devo rispondere? Perché ho preso questi soldi, no? No, aspetti, signor De Vivo, le ho domandato, il Presidente giustamente cercava di Stavo spiegarlo. attendendo. No, dico, lei ha detto che l'onorevole Berlusconi ha fatto un regalo alle sue figliole. Ma lei però ha utilizzato il regalo... Ma c'era anche dei soldi miei sul mio conto corrente, io ho utilizzato i miei Questo soldi. è la risposta. Ah, e non... Stavo aspettando ancora che finiva la domanda. Lei è sicuro che ci fossero dei soldi suoi sul conto Sì, corrente? per quello è un conto mio che c'ho O che non fosse in negativo, in rosso? Io non sono stato mai a rosso. Non è stato mai in rosso. Quindi lei ha utilizzato i suoi I miei regali, soldi, la risposta. sì. Le sue figlie hanno prelevato, lei ha detto che le sue figlie avevano esigenze, tutte e due avevano esigenze? Volevano avviare un'attività così. L'hanno utilizzati quei Per soldi? il momento ancora no. Quindi quei soldi sono lì. Sì, sono lì. Stanno ancora parcheggiati su quel conto corrente. C'è una ragione per cui quei soldi non sono stati utilizzati? Ma non lo so perché. Non avranno ancora trovato qualche attività, qualche cosa, non lo so. Quindi questa iniziativa, questa prospettiva di iniziare un'attività era molto astratta, cioè non c'era un progetto. Ma forse concreto. c'era qualche cosa in procinto, poi non è andata a buon fine, non lo so. Comunque per correttezza, signor Presidente, vorrei dare atto che effettivamente era in attivo di 17.690 euro. Questo per correttezza lo devo dire. Io ho utilizzato i miei soldi. Sì, ho capito. Grazie, non ho altre domande, aspetti. C'è il Tribunale. Prego i difensori se vogliono controesaminare il test. Nessuna domanda, grazie. Avvocato Longo. No, grazie, pensavo di essere stato in silenzio fosse sufficiente, grazie. La signora Travaglini. Aspetti che c'è il Tribunale. Grazie, può andare. Grazie.